Va ora in onda È tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. È tutto un trionfo di È tutto magna magna. Buongiorno, un saluto da Sammy Varin, buone feste, buon Natale, buon tutto quanto, perché in questo contenitore che va in onda il mercoledì dopo mezzogiorno, ma anche la domenica alle 12:30, e ci sono le feste, le sagre, quelle piccole, di quartieri, di paese, quelle dove non arriva tantissima gente, quelle poco pubblicizzate. Chiaro che sotto Natale tanti appuntamenti mangerecci e non soltanto si susseguono anche nelle grandi città. Io ricordo che potete inviare la vostra segnalazione dal vostro paese inviandolo tramite WhatsApp al 340 6709 659, ma attenzione, perché all'interno di questo Magna Magna e del prossimo ci collegheremo anche con la signora delle stelle. Ritorna Deborah Bellotti, vedo, prevedo e stravedo, astrologa professionista, che ci racconterà quale sarà il vostro futuro, la previsione per il vostro segno zodiacale. E mosso cavoli, perché vedo, prevedo, stravedo, si sta muovendo qualche cosa di importante. Intanto però subito io vi segnalo il Natale in Villa Litta, signori. Qui siamo chiaramente in zona Milano, Viale Afori, Semchi, perché fino all'11 gennaio ritorna nello storico contesto di Villa Litta, nel cuore del municipio 9, la tradizionale pista del ghiaccio, aperta tutti i giorni. Una location d'atmosfera fiabesca, pronta a trasformarsi in un punto di aggregazione per il tessuto associativo e culturale della città metropolitana, dove immergersi in meravigliose esperienze da non perdere. Chiaro che il bello della pista da ghiaccio, che sia quella in centro Milano, che sia quella in periferia, nella grande città, nel piccolo paese, è che grandi e piccini si divertono come matti. Ma qui, oltre alla pista di pattinaggio, ci sono mercatini ed eventi per tutti, sempre aperti tutti i giorni, sweet corner con tante golosità, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 19:30, naturalmente anche ogni weekend, sabato e domenica, e naturalmente la possibilità di pattinare alla grande. Viale Afori 21 MM3 Villa Litta. La signora delle stelle è con noi? Fammela riabbracciare. Deborah Bellotti, ciao! Senatori presenti 319, senatori votanti 318. Va ora in onda Politicastri, una lettura politica degli astri, fatti e misfatti, con Deborah Bellotti. Senatori, no, per favore, togliete quella bottiglia là. Non stiamo mica all'osteria. Posso dire che ci sei mancata? Avete ascoltato? Ciao Deborah! Ciao Sammy, anche voi mi siete mancati. Cavolo, cavolo, Aspetta. anche perché ogni notizia che leggevo in rassegna stampa e dicevo, lo avevamo previsto, ve l'avevamo detta o no questa cosa? Deborah Bellotti, signora delle stelle, l'aveva prevista, e infatti sta accadendo di tutto di più. Ma fammi stare zitto, Deborah, che cosa ci vuoi trasmettere in questo appuntamento astrale? Perché, ragazzi, non è stato facile ritrovarla, saltella da un pianeta all'altro, l'abbiamo presa e quindi siamo pronti a sapere qualcosa sul nostro futuro che mi viene quasi da piangere. Chissà cosa sta per dirci. Deborah, c'è qua una buona notizia, c'è, dai, diccelo. Ah, dai, ce ne sono diverse sia a livello politico mondiale sia comunque per tutti i segni. Io opterei per fare 6 segni, cioè le previsioni del 2026 per i primi 6 segni oggi, e magari ci buttiamo dentro qualche info politica, ed eventualmente, se tu sei d'accordo, mercoledì prossimo, sempre alla stessa ora, faremo gli altri 6. Assolutamente sì, signori, lo sapete, siamo in diretta anche sui social, e quindi
tastino condividi e spargete quello che stiamo per dire a parenti o amici interessati, e poi mercoledì prossimo alla stessa ora e naturalmente la domenica alle 12:30 in replica gli altri segni. Taccio di infinite cose. Deborah Bellotti, raccontaci tutto. Allora, direi di partire dal segno dell'Ariete, che dal 14 febbraio, con l'ingresso di Saturno nel suo segno, inizia una metamorfosi importante per quanto lo riguarda. Quindi un anno ricco di trasformazioni, ricco di cambiamenti. Sicuramente il primo semestre sembrerà ancora un pochino sottotono, ci sono delle questioni familiari o abitative che devono essere sistemate, corrette e rivedute, e la stessa cosa vale anche per la sfera lavorativa e professionale. A partire invece dal 30 di giugno, con l'ingresso di Giove nel segno del Leone, perdonami, ecco che l'Ariete sboccia, finalmente godrà di un periodo di energia, di forza, tutte le cose inizieranno ad incastrarsi una dietro l'altra e potrà dire tranquillamente: questo è il mio anno. Quindi l'Ariete parte alla grande. Il Toro. Allora, il Toro ha i primi 6 mesi positivi, quindi 6 mesi in cui si dovrà destreggiare tra questioni di figli, cugini, nipoti, zie e zie, o eventualmente anzi potrebbe pensare, perché è anche adesso al presente, di iscriversi o reiscriversi a livello universitario, oppure riprendere quegli studi che non aveva terminato da giovane. Sicuramente si pensa anche alla vendita dell'auto, a un cambio di elettrodomestici, quindi il Toro un po' impegnato. Nel secondo semestre, con l'ingresso di Giove nel segno del Leone, ecco che il Toro si troverà di fronte alla necessità o di acquistare un immobile, o di venderlo, o di ereditarlo, oppure di apportare dei cambiamenti in quello che ha già di proprietà, allargandolo, eventualmente rimpicciolendolo. Sicuramente sarà un anno dinamico, a partire anche lui dal mese di maggio. eh, Subirà, anche qui bisogna capire, dei cambiamenti per quanto concerne la sfera economica, quindi il Toro o mi diventa ricco, oppure inizia praticamente ad avere una perdita di denaro, oppure inizierà ad avere dei grossi cambiamenti per quanto riguarda la sfera lavorativa o l'attività indipendente. Tutto insomma nelle sue mani. I Gemelli, dopo 3 anni di Saturno in aspetto dissonante, finalmente si liberano di questo peso, iniziano a rimettersi in pista, riprendono un percorso personale soddisfacente, faranno grossa selezione nei loro rapporti interpersonali e personali. A partire dal 26 di aprile sicuramente Urano gli porterà una ventata di aria fresca. Questo che cosa significa? Significa che i Gemelli avvia un settinario di cambiamenti radicali. Si parla di matrimonio, separazione, divorzio, gravidanze, cambi casa, cambi regione, cambi di nazionalità, insomma tutto praticamente viene ribaltato, messo in aria. Quindi il Gemelli dovrà prestare attenzione a non agire di fretta. Secondo semestre, anche qui rinforza quanto ho appena detto, sicuramente si parla di grossi cambiamenti, ma in visione proprio dell'estero. Attenzione che per estero posso anche interpretare, che ne so, la Calabria, la Sicilia, quindi uno che in Lombardia decide di trasferirsi e di andare in un'altra regione, eventualmente. I nati sotto il segno del Cancro, caro Sì, Segni, sono qua. esatto. Allora, fino al mese di giugno c'è questo Giove nel segno. Allora, non è un grande Giove, nel senso che viene più avvertito a livello emotivo e sensibile. Quindi c'è la lacrima facile, c'è questa empatia probabilmente esagerata più del solito,
c'è questo occuparsi della propria famiglia e un attimino il disinteressarsi degli altri, o almeno di quelle persone che fino adesso hanno dato al cancro dei problemi o comunque, insomma, gli hanno offerto una vicenda che poi non si è rivelata come tale. Sempre dal 14 di febbraio Saturno entra in aspetto dissonante e il cancro subisce un attimino di problemi per quanto riguarda la professione, cambiamenti in atto che potrebbero essere anche favorevoli o positivi. Se qualcuno avesse intenzione di rimettere mano alla propria abitazione o al proprio ufficio, mi raccomando, sentite più pareri professionali, perché ci possono essere eventualmente degli dal 1° di luglio invece il cancro si ritrova ad avere il vento in poppa. Quindi lavoro, denaro, felicità a go-go, nel senso che tutto quello che ha subito precedentemente finalmente gli torna in una chiave di lettura molto più rilassante, molto più benevola. Però ripeto, dal 1° di luglio in avanti il cancro godrà maggiormente di questi benefici e non è detto che possano arrivare più soldi del dovuto, magari tramite un lascito, un'eredità o eventualmente tramite la richiesta di mutuo. Però insomma il cancro avrà il vento in poppa. Leone. Allora, il Leone anche qui, primo semestre abbiamo ancora una situazione silenziosa, poco rumorosa, il Leone sembra ancora nell'ombra, sta rivedendo se stesso e i propri rapporti di collaborazione lavorativi, sa che deve mutare forma o eventualmente cambiare clientela o eventualmente fornitori, ma non sa ancora come agire. Dal 14 di febbraio con l'ingresso di Saturno, ecco che il Leone si mette di buzzo buono, quindi si impegna, inizia a seminare, inizia a rivedere i propri studi o eventualmente i propri progetti e programmi in virtù degli anni venturi, quindi va a costruire qualcosa di un pochino più solido. Deve sempre prestare attenzione ai nemici nascosti, a quelli che lo vorrebbero far fuori perché magari sta occupando un ruolo troppo vistoso o imponente. Dal 1° di luglio con Giove nel segno sicuramente la sua visibilità aumenterà, cambierà modo, maniera d'essere, cambierà immagine, ma soprattutto cercherà un gruppo o comunque un'associazione o un team o creerà una squadra che gli favorirà i prossimi 7 anni a livello professionale. Infine andiamo ai nati sotto il segno della Vergine che avranno un anno molto particolare. Saturno e Nettuno in 8ª casa rappresentano un periodo in cui la Vergine già di suo mette da parte, ma durante questo periodo lo farà ancora di più. Ci saranno dei guadagni probabilmente legati anche ad altre persone di famiglia, oppure dei parenti in qualche modo aiuteranno il soggetto a tirarsi su da anni veramente pesanti. Dal 26 di aprile Urano nel segno dei Gemelli comporta cambiamenti repentini per quanto riguarda la libera professione, quella indipendente, ma anche la possibilità di lasciare la propria abitazione. E qui c'è un po' un punto di domanda, perché potrebbe associarsi o ad una perdita di casa perché andrà all'asta, quindi è inutile star lì a tentare tutto e per tutto, non si riuscirà comunque a riaverla, oppure più semplicemente si cercherà di liberarsi di un immobile che sta dando ancora problemi e preoccupazioni, oppure più semplicemente perché si è deciso di seguire il cuore e quindi di andare ad abitare da tutt'altra parte. Ma anche qui bisognerà tenere saldi i nervi perché non è tutt'oro quello che luccica. Giove a partire dal 1° di luglio anche qui può comportare o la riuscita dei propri sforzi o eventualmente l'inizio di alcune tensioni che poi porteranno la Vergine comunque a rivalutare la propria posizione nel mondo. Avete preso punti, signori? Guardate che questo è solo l'inizio. Deborah Bellotti, signora delle stelle, può fare questo bellissimo regalo ai vostri cari. Eh sì, una previsione
assolutamente perfetta sul vostro segno zodiacale, con annessi e connessi, data di nascita, orario, eccetera. Una roba fatta bene, insomma. Come contattare Deborah Bellotti? Vogliamo il contatto, Deborah? Prendete nota voi, perché siete perfettamente in data per preparare un regalo di Natale o per la Befana assolutamente originale, una previsione personale. Vai con il contatto, Deborah. Il numero di telefono è il 333 13 39 765. E naturalmente non finisce qua, perché Deborah, noi ci sentiamo la prossima settimana con gli altri segni e anche, dai, la vogliamo, una previsione più allargata su quello che ci aspetta dal punto di vista geopolitico, nazionale, internazionale, perché mi metto le mani nei Sì. capelli che non ho. Ma no, guarda, ti posso già dire che sicuramente l'estate del 2026 sarà proprio lo spartiacque, cioè lì ovviamente da gennaio andare a maggio, giugno avverranno degli eventi, giugno, luglio, agosto, settembre questi eventi si catalizzeranno, insomma, si azioneranno e alla fine, guarda, se l'Europa starà in piedi, te lo dico subito, sarà per un miracolo, ma credo che ci sia proprio la scissione. Attenzione alla Polonia e alla Germania. In misura inferiore la Francia, però l'anno prossimo grandi cambiamenti a 360 gradi. Ti dico anche che per noi italiani, te la lancio lì, poi magari la ampieremo la prossima volta, inizierà un periodo dove saremo molto, già lo siamo adesso, scontenti di quello che sta avvenendo nella nostra nazione, proprio perché c'è quadratura fra Urano e Saturno. Non accetteremo di buon grado tutte queste trasformazioni a livello di progresso e sicuramente ci saranno dei movimenti non indifferenti per far sì che il governo possa cadere. Non solo, sempre a partire dall'estate è possibile che emergerà una nuova forza politica. Urca, e noi che parliamo di partito islamico tutti i giorni. Deborah No, Bellotti! no, 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 no. Nulla a che vedere, nulla Oh, a che vedere, allora faccia, assolutamente no. faccia bene, sono quasi contento. La signora delle stelle vi dà appuntamento alla prossima puntata. Grazie davvero, Deborah, gentilissima. Grazie a voi, alla prossima. Ciao Sammy. Ora Bellotti. E sto per andarmene certamente. Prima però, ragazzi, c'è ancora qualche appuntamento da non scordare al Canile di Grignano, in provincia di Bergamo. Sta per tornare anche lì la magia del Natale, e al Canile di Grignano troverete praticamente da fine novembre fino al 14 di dicembre oggetti unici per sostenere chi non ha voce. Nel nostro mercatino troverete i panettoni e i pandoro, i nostri calendari da tavolo e da muro, tante idee regalo e tanti oggetti dedicati ai nostri amici a quattro zampe. Stiamo parlando del Canile di Grignano in via Brugarole 100, tutti i weekend dalle 10:30 alle 17 in orario continuato, ma ragazzi parliamo di canili e gattili sparsi in tutta Italia. Secondo me è una bellissima idea passare a salutare i nostri amici a quattro zampe portando un po' di crocchette e portandovi a casa un regalino molto originale. Il mercatino degli artigiani, siamo alla seconda edizione a Pirri, in provincia di Cagliari, domenica 7, 14 e 21 dicembre, dalle 9:30 alle 13:30, dalle 15:30 alle 19:30, via Risorgimento 25 a Pirri, in provincia di Cagliari, con un saluto alla Sardegna che ci ascolta in DAB. La camminata di Santo Stefano, signori, per digerire qualcosina che avrete mangiato nei giorni precedenti. 26 dicembre presso la sede dell'Associazione Vogatori di
Occhiobello in via Malcantone, l'area villaggio con partenza, arrivo e ricco ristoro per tutti i partecipanti, super doni a sorteggio e tanto tanto altro, cioccolata calda, tè, ristoro, insomma non vorrete mica star lì a ingrassare i giorni di Natale. Mi raccomando, 26 dicembre, camminata di Santo Stefano, via Malcantone 33, Santa Maria Maddalena, in provincia di Rovigo, Veneto. Appuntamenti da non perdere anche nella zona di Lecco e soprattutto in questo caso la navigazione sul Golfo di Lecco vi aspetta fino al 6 di gennaio. Il periodo natalizio è il momento ideale per vivere il Golfo di Lecco da una prospettiva speciale, quella dell'acqua. In questa atmosfera il mese di dicembre sarà ancora più magico, signori. Ci sono bellissimi eventi in queste settimane, si è ricordato San Nicolò, ma il 13 dicembre distribuiremo dolcetti per celebrare Santa Lucia, una delle tradizioni più amate del periodo natalizio, e poi i panettoncini di Babbo Natale dal 20 dicembre al 24 e poi dal 31-12 al 1 gennaio. L'Epifania, doneremo i dolcetti della Befana per tutti, insomma, bella idea anche fare un giro sul lago con la navigazione sul Golfo di Lecco, la partenza da via Lungolario Isonzo ogni ora dalle 12 alle 18. Soltanto pochi eventi quest'oggi, ma con la signora delle stelle, ragazzi, ci ha dato una preparazione spirituale incredibile per il nuovo anno. Se ve la siete persa, la ritrovate certamente cercando Radio Libertà su Facebook o su YouTube, e certamente la prossima settimana gli altri segni zodiacali. Da Sammy Varin per il momento è tutto, grazie a Francesco in regia, io ritorno domattina alle 7:30.